Pozdravljeni v oddaji Kulturni raport. Tokrat prisluhnite koncertu Biennala Koper, kjer sta se prepletala violončelo in tolkala. Izvajalca sta bila Claudio Pašeri, ki je eden najbolj cenjenih italijanskih čelistov svoje generacije, ter Simone Beneventi, ki je bil nagrajen s srebrnim levom na Beneškem Bienalu glasbe 2010. Prisluhnimo. Questa sera siamo al terzo fuoco della nostra Biennale di Capodistria. Nocoj smo tu v tej dvorani, ker ko sem prvič bila v tej dvorani, sem si takoj zaželela, da bi tudi tu organizirali koncert. In duo marimba in violončelo, oziroma še druga tolkala, se mi je zdelo res fenomenalno, da bi lahko zazvenelo v tej dvorani. Quindi approfitto intanto per ringraziare la comunità per ospitarci in questa bellissima sala che mi è sembrata subito una sala ottima per un duo come la sonorità della marimba e del violoncello. E inoltre quello che anche mi è sembrato un bel collegamento, soprattutto che i nostri ospiti sono italiani, che sicuramente hanno il piacere di esibirsi in questa sala. Dunque, dopo un paio di fuochi già iniziati, questa sera ho anche il piacere di avere con me Michele Marelli, che è il coautore della nostra Biennale, e questa sera eseguiranno anche un suo pezzo in prima mondiale. Torej, naš ogenj, da ne bi totalno že zdaj bil premalo močen, mi je prišel na pomoč Michele Marelli, ki mi je pomagal že od vsega začetka pri postavitvi tega bienala, in nocoj bomo slišali tudi eno njegovo prvo izvedbo, oziroma eno skladbo, ki je napisal prav za ta duo in prav za nocojšnji večer. Dunque, i nostri ospiti vi introdurranno nei pezzi, facendo anche delle piccole introduzioni, così magari capirete un po' meglio queste sonorità più contemporanee. Ko nocojšnji gosti bodo tudi malo uvedli vsako posamezno skladbo oziroma sklop skladb, tako da gotovo vam bo še lažje razumeti nocojšnjo vsebino. Želim vam prijetno poslušanje. Vi auguro un ascolto il più piacevole possibile. Grazie. Buonasera e benvenuti. Ci terremmo a dire due parole, ma pochissime, per presentare un po' il programma del nostro concerto, anche perché abbiamo deciso di cambiare l'ordine di alcuni pezzi rispetto al programma scritto. Questo perché suoneremo per stasera due opere che suoniamo per la prima volta. Una per forza perché è appena stata scritta, è un pezzo in prima esecuzione assoluta, ma sarà l'ultimo brano del programma di Michele Marelli. Invece due parole intanto solo sui primi due brani che suoniamo. Il primo è Caroline Shaw, compositrice americana, ed è un brano che parte da un motivo di passacaglia sul violoncello, quindi diciamo un elemento della musica del XVII secolo, a cui fa da contrappunto la marimba con dei materiali un po' in contrasto rispetto al materiale del violoncello, ma a volte invece cercando una fusione sia di timbro che di armonia. Tutto questo programma che abbiamo costruito parte dal violoncello e dalla marimba, quindi due strumenti di legno allargati ad altri suoni, ad altri accessori, ma vedrete che diciamo, l'idea è di lavorare sia con materiale originale che con trascrizioni e anche qualcosa dalla musica orale, sempre attorno a questo mondo del legno. Grazie.
Il prossimo brano del compositore David Cole, compositore californiano, si intitola Caldera e il nome sta per identificare i vulcani che collassano. Esistono diversi vulcani che sono collassati e nei secoli si è stratificato su questi vulcani terreno e vegetazione, tanto a crearsi dei parchi. Nel Wyoming, negli Stati Uniti, dove questo compositore ha scritto questo brano, si è ispirato appunto a questo parco naturale, è un parco che viene visitato e vissuto da tanti animali, viene visitato anche dalle scolaresche, perché il famoso parco dove è ambientato il cartone animato dell'orso Yogi. E visitando questo parco, quello che ha notato e cercato di tradurre in una suggestione sonora David Cole è questa idea di materiale molto stratificato, quindi sentirete che oltre al suono più presente, esplicito del principale dello strumento del violoncello e della marimba, ci sono dei timbri, dei piccoli rumori sotterranei dati da degli accessori che preparano lo strumento, o da dei legni molto secchi o da delle parti meno risonanti dello strumento. C'è un materiale molto eterogeneo, stratificato, ma l'idea che cerca di trasmettere David Cole con questo brano non è tanto l'energia esplosiva del vulcano, ma la fragilità di questo materiale che è sotto la terra dove si cammina, e la sua sensazione era come di camminare su un guscio d'uovo.
mentre il mio amico e collega reimposta tutto l'impianto delle percussioni. Dico due parole. Innanzitutto grazie di accettare che noi parliamo nella nostra lingua, l'italiano, che voi capite, ma che non è la lingua che si parla, la nostra anche. E anche vostra, sì, ma non è la sola, quindi vi ringraziamo di accettare questa condizione. Adesso abbiamo fatto due brani, soprattutto questo secondo brano, dove era difficile capire cosa stesse suonando uno strumento e cosa l'altro. Era come un vulcano dove ci sono tante cose dentro, un po' una materia che condividevamo, diciamo così. Invece adesso eseguiremo di Carla Magnan, una compositrice genovese, un canto armeno che lei ha voluto ristilizzare, diciamo così, e qui appunto c'è la voce chiaramente del violoncello. In questo frangente i due strumenti sono due strumenti, non sono uno strumento unico. Successivamente ci sarà un brano per violoncello solo in questa occasione di Daniela Terranova. Se David Cole era stato molto dei vulcani, nella descrizione, diciamo, quasi di questo magma, di questi movimenti sonori tellurici, ecco, in qualche misura, in una forma molto più intima, Daniela Terranova fa lo stesso, perlustrando alcune delle tessiture del violoncello. Dunque, nell'ordine, il brano di Carla Magnan e di Daniela Terranova.
Adesso eseguiremo, diciamo, un trittico di brani di carattere in una certa misura religioso, ma più ampiamente spirituale, diremmo. Nel senso che il primo brano, il Louange à l'éternité de Jésus, è un brano che è stato composto da Olivier Messiaen, uno dei massimi compositori del Novecento. Nel 1941 lui era in un campo di prigionia, era militare francese, e ha scritto questo quartetto per la fine del tempo. Quindi questo è il quinto episodio di 8 che lui ha scritto per clarinetto, per un quartetto di persone che erano lì con lui in quel viaggio, no? In quel viaggio storico, diciamo, di quel momento tragico dell'Europa e del mondo. Ecco, lui ha scritto questo. Lui era una persona profondamente religiosa, cristiano cattolico, ha sempre mantenuto il suo incarico, oltre che di professore al Conservatorio Superiore di Parigi, ma anche quello alla Trinité di Parigi, di organista. Quindi questo è il quadro nel quale lui agisce, e tutto quello che lui scrive considera sia per Dio e tramite Dio che lui riesce a esprimersi. Quindi ogni sua nota è un segno di gratitudine. Dopodiché Simone affronterà un ulteriore brano. Sì, abbiamo cercato di restare un po' in questo momento dove il suono si fa voce dello spirito, nel senso anche più ampio del termine. Partito già con il brano precedente di Carla Magnano, questa scrittura libera e ispirata però al canto sacro della musica sacra armena. A seguire del brano di Messiaen un brano però di carattere popolare, tradizionale ma religioso, e appartiene alla cultura dei monaci ortodossi, che hanno questa tradizione musicale bellissima di chiamare alla preghiera e anche segnare le ore della giornata, anziché col suono delle campane di metallo come siamo abituati nella nostra tradizione, con uno strumento di legno. E questo si sembrava il contesto giusto in cui presentare quest'opera, che questo strumento che vedete in fondo al palco, chiamato semantron. È uno strumento che normalmente viene molto povero, molto semplice, ma dal suono talmente penetrante, ricco di armonici, capaci di farsi segnale e chiamare alla preghiera i monaci all'interno del monastero. A seguire un'altra opera di un compositore altrettanto ispirato dalla fede, che è Johann Sebastian Bach, con un movimento da una suite per violoncello. E la sarabanda dalla quinta suite in do minore per i musicisti, ma ha un significato profondo, perché appunto è la quinta di 6, è l'unica sarabanda che non abbia degli accordi, quindi è totalmente rarefatto. E benché Bach non abbia mai avuto nemmeno la pretesa in vita di scrivere cose che lo rappresentassero, lui scriveva quello che i signori gli chiedevano, no? Lui era al servizio di qualcun altro, ecco, ma rivela una profonda religiosità e una spiritualità elevatissima. E in questo modo che abbiamo concepito questo trittico.
I prossimi due brani di nuovo hanno nel titolo, anche nell'origine che di ispirazione dei compositori che li hanno scritti, qualcosa che ha a che fare con le arti visive o comunque con un'idea di paesaggio sonoro, come è stato un po' probabilmente per il brano di Daniele Terranova, come è stato sicuramente per Caldera, il brano che abbiamo suonato all'inizio di Call. Questi due prossimi brani sono il primo è di Christian Wolff, compositore americano, il titolo One Coat of Paint, cioè una mano di vernice, di pittura, come se fosse la prima stesura, quella buona e definitiva. Infatti il materiale di questa partitura è un materiale abbastanza libero, abbiamo entrambi delle 2 pagine di musica, ma queste 2 pagine di musica non sono in correlazione fra loro, se non grazie a un'indicazione del compositore che dice tutto quello che suonate lo potete suonare con libertà ma ascoltandovi l'un l'altro, quindi l'idea di creare in maniera abbastanza estemporanea un paesaggio sonoro fatto da elementi però definiti dal compositore, quella che si può chiamare la tecnica aleatoria ma controllata, libera ma controllata. Il secondo brano invece è veramente frutto di un'ispirazione di nuovo in un ambiente aperto e naturale. Il compositore Federico Perotti, che ha scritto questo brano appositamente per noi, è un compositore che vive nell'Appennino emiliano, sopra a Piacenza, oltre ad essere organista nel Duomo di Piacenza, ma lui vive soprattutto in Appennino, dove si è ritagliato uno spazio per lui per scrivere, per creare, per comporre, alternando però anche il lavoro nei campi insieme ai suoi amici d'infanzia, perché lui viene da queste zone, e a lunghe e ispiranti passeggiate nei boschi dell'Appennino. E infatti questo brano ci ha raccontato che è nato da un'intuizione, che mentre si cammina in mezzo alle montagne, si osserva un paesaggio, si nota che all'orizzonte ci sono montagne, c'è un paesaggio molto ampio, ma questa visuale non è completa, perché in mezzo ci sono foglie, rami, tronchi che coprono parzialmente questo paesaggio, ma nella nostra testa questa immagine è perfetta e completa, siamo noi a completarla e ricostruirla, e quindi ha creato con una sorta di scrittura anche un po' fragile, in filigrana, un paesaggio che sembra apparire e scomparire. Grazie.
manca un brano il più esclusivo. Michele, non so se vuoi venire. Dire due parole. Sì, forse sempre. Sì, no, giusto, siccome è colpa mia, dico che sono così lui prepara. No, vabbè, il titolo, io scrivo ultimamente, quasi tutti i miei pezzi si sono dedicati a dei farmaci per passione personale. Anche per uso personale in questo caso no, però questo titolo diazepam appunto fa riferimento a un farmaco ipnotico e il pezzo è tutto basato su un frammento che deriva da un concerto di Tartini per violoncello, un concerto del secondo movimento e niente, ho immaginato, siccome Tartini ha raccontato di questo suo sogno del diavolo che gli suonava questo pezzo che poi l'ha reso anche famoso in qualche modo, e secondo me questo in realtà è come il vero sogno, cioè il sogno attraverso questo farmaco. E quindi si sentiranno suoni vari di carillon, eccetera, una specie di incubo e la scoprirete insomma. Grazie. Questo è solo il percussionista. Lo vedo.
To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.